All'incontro di oggi, 17 aprile 2012, erano presenti in circa una ventina di comuni, vicino a Venezia, ospite del comune di Marcon, ed abbiamo parlato di bilanci, abbiamo parlato di come effettuare i bilanci con tutte le incertezze dell'IMU e dei taglio di trasferimenti. Abbiamo parlato anche di varie altre tipologie delle spese che devono essere dettagliatamente analizzate nel bilancio preventivo. Abbiamo condiviso poi una serie di iniziative che comunque vanno nella direzione di approvare i bilanci preventivi anche con tutte queste incertezze che ci sono, e poi si terrà conto nel corso dell'anno, si faranno le opportune variazioni di bilancio. Una cosa è emersa ed è effettivamente quella di mantenere nel bilancio un fondo di riserva adeguato in modo da poter rispettare gli equilibri anche se vi saranno delle sorprese in corso d'anno. Poi per quanto riguarda il rendiconto ci sono le solite problematiche inerenti alle alcune tipologie di spese, o meglio al riscontro dei limiti di alcune tipologie di spese, dal personale alle spese di rappresentanza ad altre, che sono oggetto anche di specifici prospetti che dovranno essere inviati poi anche alla Corte dei Conti. Quindi abbiamo concluso i lavori, rinviando ad eventuali ulteriori appuntamenti un'analisi più approfondita, insomma, per le problematiche di quest'anno.